Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con i nostri live. Dalle 16:10 di oggi sulla linea Venezia-Trieste il traffico ferroviario è stato sospeso tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina per un incendio in prossimità dei binari. È in corso, in fase di ultimazione, l'intervento dei vigili del fuoco praticamente che stanno spegnendo questo incendio nelle prossimità dei binari. Chiaramente i treni stanno piano piano ripartendo su uno dei 2 binari di marcia da e per Trieste. Andiamo avanti con la cronaca. I funzionari dell'Agenzia della CISE, Dogane e Monopoli in servizio al porto di Trieste hanno sottoposto a verifica una partita di 33 colli di calzatura di origine e provenienza turca. La merce, del valore di 64.000 euro, non riportava la prescritta etichettatura con l'indicazione dei materiali usati, come previsto dalla direttiva, in base al quale sulle calzature in importazione è obbligatoria la posizione di informazioni a tutela dei consumatori finali. Il materiale, come detto, è stato posto sotto sequestro. Primo servizio, oggi a San Vito al Tagliamento presente il Presidente della Regione Fedriga, confronto con i sindaci, fondamentale per la crescita della Regione. Il servizio. Presidente Federica, quest'oggi al congresso regionale della CISL ha ricordato l'importanza del dialogo e del confronto con i sindacati. E con tutte le parti sociali, devo dire che i sindacati insieme penso alle parti datoriali, quindi a tutta la parte del datori di lavoro, sono riusciti anche durante la pandemia a collaborare in modo costruttivo con le amministrazioni del territorio, in particolare con la Regione. Penso ai primi momenti della pandemia dove abbiamo dato gli aiuti concreti al mondo produttivo, grazie anche al confronto che abbiamo avuto con questi soggetti e con tutti i corpi intermedi. Abbiamo lavorato con loro anche per confrontarci sulle norme, penso alla sviluppo impresa, penso alle norme sulla famiglia, penso a tutte le norme che abbiamo fatto sul lavoro e sui contributi alle assunzioni. Penso sia un modo costruttivo di costruire la Regione e penso che sui grandi temi questa unità di intenti abbia favorito la nostra Regione a livello nazionale e internazionale, perché quando una comunità si muove insieme i risultati arrivano, l'abbiamo visto anche dai numeri di crescita e di tenuta anche durante le fasi più difficili della pandemia. Andiamo avanti con l'informazione. Altra falla, la distribuzione dell'acqua potabile a Udine dopo il guasto di ieri in piazzale Osoppo. Questa mattina intervento a Paderno. I residenti hanno lanciato l'allarme per una improvvisa fuoriuscita d'acqua da un guasto a una tubatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, oltre a una pattuglia dei carabinieri, che ha dovuto interrompere la fornitura d'acqua fino alle 11 circa per consentire i lavori di riparazione del tratto interessato di circa 2 metri. Intanto nella giornata di domani dovrebbero essere terminate anche le ultime operazioni di sistemazione con la spaltatura nel tratto in viale Osoppo. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di dragaggi per quanto riguarda la zona di Lignano e Latisano. Assessore, 4 sopralluoghi importanti oggi per parlare di dragaggi e dell'impegno della Regione su questo fronte. Sì, l'impegno concreto sono 9 milioni in 3 anni per i dragaggi in laguna, si parla di interventi concreti, progettazione e inizio lavori che dovranno essere appaltati presumibilmente entro il mese di luglio di quest'anno, quindi in autunno i lavori dovrebbero essere iniziati, eseguiti e quindi nei prossimi mesi anche finiti. È importante essere qui con i sindaci, con le associazioni, con i cittadini, perché sono delle risposte che dobbiamo dare che da troppo tempo aspettano essere date. Come tutti sanno ormai c'erano delle questioni burocratiche di Anna Caprina che non dipendevano dalla nostra volontà, perché i soldi li abbiamo messi, i progetti anche, la struttura regionale è a disposizione
con i competenti tecnici che abbiamo, quindi abbiamo messo in campo tutte le truppe, per usare un brutto termine che va di moda adesso, però stiamo lavorando appunto per andare a risolvere i problemi e penso che nel corso di quest'anno i problemi che si trascinano da anni verranno risolti. Chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net e sulle pagine social collegate. Grazie per aver all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.